500.000 euro per il ripristino della viabilità di 2 strade in provincia di Agrigento. A finanziare le opere il governo Musumeci tramite la protezione civile regionale. A essere interessate sono la strada statale 118 nei pressi del capoluogo e arteria fondamentale per il collegamento con alcuni centri della provincia come Raffadali, Alessandria della Rocca, Sant'Angelo Muxaro, Ioppolo Giancazio, Santa Elisabetta, San Biagio Platani, Santo Stefano di Quisquina e Bivona. La sistemazione della strada consentirà di ridurre di almeno di 40 minuti i tempi della percorrenza per raggiungere l'ospedale di Agrigento. Altro cantiere che è partito stamani nonostante il maltempo è quello sulla strada Racalmare, in particolare nel tratto che collega i comuni di Grotte e Favara. L'arteria in prossimità del primo tratto, lungo 1 chilometro, che collega la strada provinciale 3, è stata fino a qualche giorno fa chiusa al traffico in quanto pieno di buche. Stamani i lavori sono iniziati. Sì, questa è una strada importantissima per Grotte, ancorché siamo in territorio di Favara, perché è una delle principali strade che collega appunto il nostro paese con Agrigento, Favara e l'ospedale San Giovanni di Dio, per cui era fondamentale intervenire. Finalmente siamo riusciti a ottenere un intervento concreto grazie appunto al Presidente della Regione Siciliana, grazie a Musumeci, che ha consentito la realizzazione in via di urgenza di questo intervento, mostrando grande sensibilità per il nostro territorio. Quindi siamo molto soddisfatti perché dopo anni siamo riusciti, almeno spero in maniera definitiva, a risolvere questo problema, visto la particolare difficoltà di passaggio appunto, soprattutto in questo tratto di strada dove siamo in questo momento. Ecco, questa è una strada particolare, no? Una consortile fatta con i soldi dell'Unione Europea. Questa è una strada che è stata fatta diversi anni fa dalla Protezione Civile come via di fuga dalla nostra cittadina, da Grotte, poi è stata consegnata, è stata divisa in 3 tratti e ogni tratto è stato consegnato al comune di riferimento, quindi Grotte, Comitini e Favara. Ecco perché i problemi per gli interventi. Il nostro tratto, quello che è di competenza di Grotte, è stato sempre attenzionato alla nostra amministrazione e quindi non ci sono particolari problemi, però quest'ultimo tratto che è di competenza del comune di Favara non ci sono stati mai interventi e quindi finalmente era necessario un intervento sovracomunale che, ripeto, grazie al Presidente Musumeci c'è stato. E il finanziamento a quanto ammonta e quanto dureranno i lavori? Ma i lavori penso che inizieranno da un momento all'altro, sono previsti, la conclusione è prevista nel giro di poco tempo proprio perché l'intervento è d'urgenza. Sono stati finanziati complessivamente 500.000 euro per queste strade e per un altro tratto. Per quanto riguarda la competenza specifica dovrebbero essere sui 300.000 euro, adesso non so esattamente il finanziamento di preciso, però diciamo il finanziamento consentirà di ripristinare quello che ci interessa. Per ciò che riguarda i rifiuti, purtroppo questa è una strada abbandonata a se stessa dove magari la gente li butta. In questo senso cosa farete? Perché è sempre presente purtroppo. Ma il tratto che è di nostra competenza è stato sempre attenzionato, abbiamo posizionato anche delle telecamere, abbiamo fatto spesso dei controlli con la Guardia Municipale. Per quanto riguarda il tratto di nostra competenza abbiamo ottenuto dei risultati egregi. Purtroppo questo tratto, che ripeto la competenza non è del nostro comune, è stato sempre oggetto di scempio e quindi ci vuole una maggiore attenzione e soprattutto sicuramente un maggiore senso civico, una maggiore sensibilità delle amministrazioni di appartenenza. È un'attività ancora più repressiva di quello che c'è stato fino adesso. Dottore Collura, lei qui come mai rappresenta la Regione? Ecco, ci informi. Io sono un collaboratore del Presidente e trovandomi quindi in una strada per me davvero importante, la strada di Grotte, la Grotte Racalmare, è una strada che l'utenza grottese e anche quelli dei paesi viciniori per arrivare a Grotte o uscire da Grotte fanno sempre questa. È una strada davvero importante, è la via di fuga per Grotte, da tanti anni si è cercato sempre di fare degli interventi, sono stati interventi importanti ma sempre provvisori.
Adesso il Presidente della Regione ha accolto davvero l'invito a gran voce fatto soprattutto dai cittadini, perché ritengono questa strada davvero importante e imprescindibile anche per accedere alla città di Agrigento e comunque sia alle arterie più importanti, e ritengo che concretamente il Presidente della Regione Musumeci ha di fatto fatto un bel regalo alla comunità grottese, in quanto utilizzando quindi la natura stessa della strada, che è una strada, diciamo, che è una via di fuga, quindi ha utilizzato le somme della protezione civile immediatamente si è potuto, da oggi cominceranno i lavori, qualcosa di straordinario, di tempestivo, e credo che nel giro di un mese e mezzo i cittadini di Grotte avranno la possibilità quindi di passare qui tranquillamente e serenamente senza avere il dubbio di rompere le ruote, comunque sia avere la possibilità quindi di viaggiare serenamente con l'incolumità e la tutela soprattutto di tutti. Ecco, ci illustri il vostro intervento tecnico in una strada così importante, purtroppo da anni abbandonata a se stessa, con tante buche e tanta sporcizia. Il nostro intervento tecnico è un intervento in somma urgenza per ripristinare alcuni tratti e mettere in sicurezza il tracciato stradale, appunto perché ha una grossa affluenza di autoveicoli, e cercheremo con le somme che abbiamo finanziato di mettere in sicurezza soprattutto la strada. Ecco, I tempi contiamo 45 giorni, 60 giorni al massimo di mettere in sicurezza tutto il tracciato.